Quanto accaduto ieri sera a Walter Locatello a Puos lascia tutti senza parole. Proprio lui, vigile del fuoco, esperto e non in servizio, è scivolato nel canale Rui sotto gli occhi del padre Giacinto. Altre persone lo hanno visto combattere contro la corrente per alcune centinaia di metri e hanno anche tentato di lanciargli una fune, ma senza che lui riuscisse ad afferrarla. Ancora non abbiamo avuto esiti dall'attività di ricerca, ma insomma continuiamo nonostante anche le pessime condizioni atmosferiche. Provato da quanto accaduto anche il prefetto di Belluno. Solidarietà e vicinanza fraterna ai vigili del fuoco. C'era il vice comandante, l'ingegner Calore, che ci ha raccontato la dinamica in cui Walter Locatello si è trovato ieri fuori dal servizio, è stato chiamato dal papà, da amici, perché sono abitazioni quelle soggette ad allagamenti, e è scivolato in questo canale di scolo. Ancora più provato il sindaco di Alpago, il cui municipio è proprio a Puos. Lui e Locatello, diventato padre appena lo scorso agosto, erano coetanei, si vedevano e si conoscevano. Walter, sì, è di Puos, abita proprio qui e quindi ogni tanto lo incontravo anche in piazza, una brava persona, un bravo ragazzo. Lei so che ha visto anche la famiglia. Sì, siamo andati a parlare assieme alla famiglia e insomma il momento è quello che è. So che i vigili del fuoco hanno messo a disposizione tutto quello che potevano mettere già da ieri sera, e quello che mi sento di dire è insomma di dire grazie a tutte quelle persone che si stanno occupando di questa cosa adesso. Un centinaio gli uomini che, tra i vigili del fuoco, il soccorso alpino, volontari, non hanno mai smesso un secondo le ricerche, scandagliando il Rui fino ad arrivare al lago di Santa Croce. Ogni tentativo è purtroppo stato vano e le parole del prefetto sintetizzano purtroppo il sentimento comune. Speriamo in un miracolo, anche se temiamo il peggio.